E mo' si è scassata la pasta. E che facciamo? Mezzo chilo di pasta, 450 grammi di acqua, lasciamolo in frigorifero per circa 12 ore, ben coperta, ci faremo gli gnocchi, acqua e farina. 12 ore dopo aggiungiamo l'1% di sale. Tutto in planetaria, lasciamo impastare bene, deve diventare uniforme, non dobbiamo trovare più pezzettini di pasta. Seconda fase. Lo stendiamo leggermente e lo cuciniamo a vapore a 75 gradi per circa 3 minuti. L'impasto è pronto, va solo gestito come se fosse uno gnocco di acqua e farina. Ancora da caldo impastiamolo a mano. Mi raccomando, non usate farina in più perché non vi serve. Lasciamo sempre coperto e soprattutto manteniamolo caldo. Prendiamo la parte scoperta e cominciamo a fare i nostri gnocchetti di pasta. Nell'eventualità utilizzeremo semola di rimacinato di grano duro. Gnocchi pronti, prepariamo il condimento. Burro, parmigiano, misto oceano di alghe. Questa è kelp, ovvero la kombu, polvere di lattuga di mare, erba cipollina e caviale. Tiriamo sulla kombu, la tagliamo, un po' di acqua nella quale metteremo giusto una puntina di queste alghe. Sono dei fiocchi di alghe miste, una generosa quantità di burro. Un bollore classico, quando salgono su a galla, giusto 30 secondi e sono pronti. Lasciamo che l'amido faccia il suo lavoro. Mettiamo qualche goccia di succo di limone fuori dalla fiamma. Mantechiamo. Apriamo, lasciamo scendere leggermente gli gnocchetti, qualche alga kombu, un po' di profumo di mare, il prezioso carico, un po' di erba cipollina. E se dovete rompere qualcosa, rompete soltanto la pasta e fate i bravi.